Non fate il rumore che si sta asciugando al sole. Ma no, concentratore Pomaroro, mia moglie! Che se c'era mia moglie qua potevo parlare con voi. Ma quando mai? Ave, un anno che siamo chiusi in casa io e mia moglie, non ce la faccio più. Tant'è vero che l'altra volta le ho detto, amore, ma perché non ci prendiamo un gattino? E da, no! Ma perché non ti piacciono gli animali? No! Gli animali io li amo. Me maretai a te. Ma chi stai dicendo? Ma tu immagini? L'ho sentita con le mie orecchie, parlava con la dirimpettaia e ci disse, ma come marito? Prima che ci insegnai a mangiare la forchetta e a centrare un gabinetto passarono 5 anni. Tipo cane, va! Ecco perché nei momenti di romanticismo mi chiama cucciolo. Ma tu immagini? Non ci campo più con mia moglie. Perché poi lei si fissa. Mia moglie si fissa nelle cose. Ora ultimamente col fatto che deve rispettare la sua salute si è fissata che si deve mangiare la verdura biologica, senza pesticidi e senza veleni. Al fruttivendolo lo fa nascere pazzo. Giornate sane. Questa no c'è il pesticida, questa no c'è il veleno. Tant'è vero che l'altro giorno mi ha detto scendici tu a comprare la verdura. Ma io? No, ci devi scendere tu, mi ha detto. E mi raccomando, deve essere biologica, niente veleni. E scendi un nuovo fruttivendolo. Ci disse scusi quant'è questa lattuga? €1. Ci disse ma ce n'è veleno. Il fruttivendolo mi guardò e mi fa veleno non ce n'è. Ma se è per sua moglie, un veleno ci rugno io, a parte.